Grazie Bruno. Azzalin che è il vicepresidente della Commissione Quarta Agricoltura e attività del primario. Sì, due brevissime considerazioni, perché credo che i numeri in premessa elencati dal capogruppo siano implacabili e ai quali non c'è bisogno di aggiungere altro, se in sostanza detto tutto. Oggi mi veniva, venendo qua, di pensare, ho pensato a modificare il titolo di questa iniziativa, perché il problema è l'urgenza di provvedere in questo senso, non è tanto ribadire cose note e quant'altro, perché oltre ai numeri bastava guardare, gettare lo sguardo oltre il finestrino e vedere e pensare come un ulteriore metro di consumo di suolo vada a compromettere quello che è la risorsa principe di questa regione, cioè il suo valore territoriale e paesaggistico in primis. In particolare riferimento e interesse ha indubbiamente il mondo agricolo, perché parliamo di un bene, il suolo, che come l'aria e l'acqua non è un bene riproducibile, e quindi da questo punto di vista è opportuno ragionare su quelle che sono le funzioni che il suolo ha in ambito agricolo, in ambito in senso generale. E quindi la continua aggressione che subisce l'ambiente agricolo va ribadito, danneggia, come diceva alla fine del suo intervento Bruno, la sua funzione produttiva, paesaggistica, di tutela della biodiversità, di mitigazione climatica, tutte funzioni che sono in qualche modo attribuite al mondo agricolo e, come sappiamo, anche dalla programmazione comunitaria eccetera, ma non solo. Aumenta però il rischio idrogeologico, il consumo di suolo, aumenta il deficit della bilancia alimentare, diminuisce l'attrazione turistica della nostra regione. Questo per citazione quelli che sono i punti rispetto ai quali c'è esigenza di non perdere più tempo. Perché? Perché ne parlano tutti, ma nessuno prende un'iniziativa reale. Io ho qui davanti a me una conferenza stampa del 20 luglio, riportato un paginone del Corriere, in cui si annunciava che nel giro di 2 settimane il Consiglio sarebbe stato interessato del provvedimento e avrebbe affrontato la questione. Allora il Partito Democratico con coraggio vuole passare dalle parole ai fatti e mette nero su bianco, come ha fatto su altre questioni che danno il senso dell'integrazione integrale del nostro ragionamento. Pensiamo alle aree protette, il 22% delle superfici della regione, pensiamo al discorso dell'impermeabilizzazione sul suolo, misure che abbiamo presentato subito inizio legislatura, cioè un quadro di provvedimenti che danno il senso di un governo integrato del territorio in maniera sistematica e non quello che fa una mano non sa quello che fa l'altra sinistra, come fa sostanzialmente la Giunta. Quindi noi da un lato intendiamo favorire ma anche costringere la Giunta, ovvero il Consiglio, a discutere quanto prima perché si approvi una legge sul consumo di suolo. Quindi passare dalle parole ai fatti, perché qua non c'è bisogno di aggiungere altro, e questo è il senso della nostra proposta legislativa.